Un cordiale saluto ai telespettatori e un ringraziamento alla testata giornalistica televisiva Pianeta Oggi TV e nella persona del direttore, grazie Massimo Bonella, che ci sta seguendo da 3 anni. E con l'occasione lasciami ringraziare anche per quanto riguarda la nuova Marta Artico, per il Gazzettino Mauro De Lazzari e per il Corriere Veneto Gloria Bertasi, che ha seguito il comitato da vicino da 3 anni e sa il nostro modo di lavorare. Noi in questo periodo dove iniziano le forti piogge e fino a settembre saremo tartassati da queste piogge, abbiamo 2 preoccupazioni. La prima è che a settembre finirà il mandato del commissario speciale, che è l'ingegner Mariano Carraro, e tutto lo staff. E la seconda prospettiva è che in realtà sono stati spesi 100 milioni di euro per mettere a posto il nostro territorio e devo dire che molto è stato fatto, però mancano 260 milioni di euro, che sono 560 miliardi, per concludere queste opere. Noi sappiamo che a settembre, questa è una grossa preoccupazione, e questa preoccupazione voglio fare un appello al nuovo sindaco Orsoni, che già ci aveva ricevuto e sa della nostra anche serietà di capire i problemi economici che ci sono, e faccio un appello perché a settembre tutti i talenti che abbiamo non vengano dispersi, il lavoro e i talenti che abbiamo in comune, o ancora di più per quanto riguarda, parlo dei consorzi, per quanto riguarda Veritas, per quanto riguarda tutte le altre persone che hanno lavorato in staff col commissario. Io chiedo che ci sia una continuità. Il commissario se ne andrà e questa volta purtroppo siamo sicuri di questo. Il 30 settembre mancherà un coordinamento. Io chiedo al Comune che si faccia carico di tenere i talenti che sono qui in Comune. Parlo di Del Rizzo, che è il vicecommissario, e spero bene che in questi giorni stanno discutendo, perché sapete che i consorzi di bonifica, che erano Desessile e Medio Brenta, sono stati riuniti in un unico consorzio. Stanno decidendo il nuovo direttore. Io spero, siamo comitati alla Gatti e sappiamo come hanno lavorato, siamo consapevoli che è stato fatto un buon lavoro e che dovremmo continuare su questa linea. Bisogna, e questo lo chiedo al sindaco, che questo staff rimanga unito in modo da lavorare tutto assieme. I vari enti, comune anche compreso, Veritas, consorzio in questo caso perché è diventato uno, e tutti gli altri enti che ci sono, continuino, e anche con noi comitati, perché noi abbiamo anche una funzione in ogni caso di non è di verifica ma di collaborazione per indicare, e siamo consapevoli che economicamente abbiamo problemi, però questo potrà aiutarci e aiutare. Anche perché abbiamo già visto come nel comune in questi giorni, sia nel comune di Mogliano, sia nel comune nel comune, va bene, nel basso, nella Riviera del Brenta, scusate, sono stati colpiti duramente. A questo punto noi sappiamo dove batte il temporale, l'acquazzone. Se viene fortissimo, sappiamo quali sono ancora i nostri punti a rischio. Pertanto chiediamo questo, che il 30 di settembre ci sia una continuità. Questo so che lo chiede anche il commissario, e in effetti se possiamo dire che solo se ci sarà questa continuità potremo anche capire, perché noi abbiamo capito che non potremo essere in sicurezza al 100%, e abbiamo visto anche il tempo ci va contro, però potremo capire lo sforzo che è stato fatto e quello che si sta facendo. Questo è quello che lo chiediamo noi comitati, in particolare il comitato di Favaro,
dove è consapevole che tutti assieme potremo mitigare il problema. Ecco, io non ho detto risolvere, sarà difficile che certi allagati capiscano questo. Noi siamo consapevoli che potremo mitigare, vuol dire che i 1800 allagati, io li chiamo da sempre, sono 30 anni che andiamo sotto, dovranno essere ridotti, dovremmo essere in meno andare sotto, io dico. Però se questo staff continua, dopo il 30 di settembre qualcosa si riuscirà a fare. Io ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo anche successo di questi 3 anni. Grazie mille da parte del Comitato Allagati di Favaro e di tutti i comitati che siamo riuniti.